Ciao a tutti, io sono Mario e bentornati su Big Rocket Project. Vi ricordate di questo aspiratore che vi ho parlato in uno scorso video? Questo qui non rimarrà qui, anzi lo vedrete in un prossimo progetto. Oggi lo utilizzeremo nel nostro progetto, ma prima dobbiamo unboxare questo. Bene, oggi andremo a costruire un altro separatore ciclonico, giusto un po' più grande di quelli normali. L'idea è di costruire un separatore con un aspiratruccioli. Come state vedendo dalle immagini, più o meno vorrei ottenere un risultato del genere. Adesso prendiamo solamente... Wow! Che bestia! Adesso prendiamo solamente le misure per poi fare tutto il progetto al computer e cercare online magari dei pezzi che ci mancano. Quello di prima sarà il motore dell'aspiratore, questo è il ciclone e questo qui è il bidone della raccolta. Vediamo un po' di studiarci questo. Madonna, che bestia! Che bestia! Wow! Bene, come per ogni progetto parto da Fusion 360 per la progettazione. L'idea è quella di fare un carrello aspiratruccioli da spostare in tutta la zona falegnameria e portarlo vicino alle macchine che servono, principalmente per evitare di fare un sistema posato fisso. La struttura è molto semplice, utilizzo listelli di abete 40x40 mm e multistrato da 18 mm. La struttura sarà composta così, con il secchio alla base, sopra il ciclone e direttamente collegato il motore dell'aspiratore. Tutta la struttura, ruote comprese, è delle dimensioni di 65x65 e di altezza 210 cm. Per il materiale questa volta non è stato acquistato niente, ma ho riutilizzato delle travi più grandi piallandole e portandole a misura, mentre per il multistrato ho semplicemente unito due pannelli con un'unione a lamelle. E da due diventano uno. Ok, il prossimo passaggio da fare è fissare il ciclone a questo coperchio. Per farlo ci hanno dato un bel template, una bella guarnizione per far tutto preciso. Cazzo, più centrato di così. Quindi guarnizio, tappo sì, le rondelle. Ok.
Eccoci qua. Sono passati un po' di giorni dall'ultima volta che ci ho lavorato e sono state installate alcune feature tipo avvolgitore per portare corrente sia all'aspiratore che ha una ciabatta qua che se si vuole attaccare a qualche elettroutensile è molto pratico, un maniglione, proprio quelli da bagno, per spostarsi, tirarselo dietro in modo facile, e ovviamente di qui attaccato c'è il convertitore da 220 a 110, perché l'aspiratore, essendo della Rockler, azienda americana, ovviamente va a 110. Detto questo, il prossimo passaggio è riuscire a trovare un sistema per togliere il secchio pieno di segatura e cambiarlo in modo autonomo, quindi che una persona da sola riesca a fare tutto. Ora adesso il secchio è appoggiato su una piccola basetta alta di 18 cm che arriva a filo col ciclone, però ovviamente uno dovrebbe tirare via quello, mollare qua, toglierselo tutto, poi questo è su ruote, si sposta. Quindi ieri mattina ho passato un attimo la giornata al computer a vedere se riuscivo a trovare un sistema, un meccanismo o qualcosa che con una leva in modo autonomo qualcuno riesca a cambiare questo, qualcuno, alla fine lo farò io. Comunque che in modo autonomo si riesca a cambiare questo secchio. Viene tutto carino, si potrebbe fare, ma va a complicare molto il progetto e non sempre la soluzione migliore è quella più giusta. Quindi andando sempre di più a semplificare il meccanismo, portandolo proprio all'essenziale, è stato eliminato. Ora vi spiego l'idea che mi è venuta. Invece di mettere lì sotto una base che si alza e si abbassa con una leva o col piede schiacciando se si alza così, ho fatto un paio di ricerche, ho visto che tantissime persone utilizzano un altro pezzo di tubo corrugato, tipo quello, tra il ciclone e il coperchio del bidone. Quindi adesso andremo a fare questi attacchi del ciclone in modo che si fissi anche alla base dietro, un po' più tutto resistente. Lo facciamo in multistrato e tubo idraulico da 110. Teoricamente dovrebbe funzionare tutto, quindi proviamo. Penso che sia dalla seconda elementare che non uso una colla stick. Che roba. Ok. Perfetto, ora devo solo trovare il modo di attaccare questo a qua. Tucchi. Eh sì, potrebbe anche funzionare. Questo lo teniamo come scarto riutilizzabile.
Ottimo, allora tutte le cose sono state fissate finalmente, il secchio al ciclone e tutto. Ora prima di fare le finiture facciamo un test e vediamo quanto aspira. Vediamo questo. Ok, no, non sta funzionando perché sta andando tutta qua dentro il sacco probabilmente c'è qualche problema qua. Probabilmente non è andato giù perché come l'uscita qua ha la griglia di protezione per i pezzi grandi, ce l'ha anche qui. Secondo me questi qua, essendo truccioli della pialla, quindi trucciolini un po' più grandi, potrebbero essersi fermati tutti qua. Quindi dovrò tagliare questo pezzo. Eccolo qua. Bene, possiamo dire che il carrello con l'aspiratore, ciclone, secchio tutto, sistema ben fatto, è finito. Ora vi spiego tutte le feature che ha questo carrellino. Ovviamente su ruote da spostare ovunque, maniglione per trasportarlo avanti e indietro in modo facile, gli accessori di aspirazione attaccati qua dietro, il tubo fa tutto il giro, si aggancia sopra. Da questa parte invece ho modificato un avvolgicavo, invece di mettere la presa all'inizio ho messo la spina, così tu ovunque sei. Ah, ma mi serve la spina qua, guarda. E quello è là in fondo. Invece di attaccare un tot di cavo e avvolgerlo da qualche parte, veramente comoda questa. Poi appunto per le modifiche e la miglioria dell'aspirazione ho aggiunto tutta questa parte qui che si connette poi a un tubo, sempre quello blu della Rockler, direttamente al tappo, mettendo anche qua un piccolo spioncino. Ora facciamo due test che così vi faccio vedere quanto e come aspira questo aspiratore a 110 volt della Rockler. C'è da dire 110 mi sembra che faccia 800 watt mi pare più o meno di potenza, quindi non è che sia proprio l'aspiratore più performante. Infatti questa qua potrebbe essere una di quelle cose che in futuro cambieremo mettendo un aspiratore più potente. Faccio un po' di truccioli belli grandi fatti con la pialla, vediamo un attimo quanto aspira. Come vedete non è che ci siano
problemi di aspirazione. Ovviamente si vedrà durante il normale utilizzo di questo aspiratore quanto è performante, se ci saranno delle necessità eventualmente o problemi da sistemare più avanti. Ora, prima di lasciarvi, vi faccio due considerazioni e vi chiedo un consiglio. Nell'aspirare tanti truccioli ho notato ovviamente che la strozzatura che fa questo tubo, che è da 100 mm rispetto all'apertura grande che ha il ciclone qua, ovviamente va a influenzare la qualità dell'aspirazione, e se si aspira tanti truccioli grossi come durante una piallata, a volte vanno a bloccarsi in un circolo qua e rimangono fermi lì e non cadono. Ho provato a cercare online i tubi corrugati per l'aspirazione, ho fatto fatica a trovarli, sia venduti normalmente sia venduti al metro. Ora vi chiedo se avete da consigliarmi un sito dove poter acquistare i tubi al metro, perché ovviamente vanno o a 5 o a 10 metri, mi pare, i siti che ho trovato, e se volessi mettere lì sotto un tubo, che ne so, di diametro, mi pare 180, una roba di 200 mm, mi fa comprare 10 metri e da spendere tipo 200 euro. Ovviamente per 30 centimetri di tubo 200 euro non servono. Non so se voi avete un pezzettino di tubo da mandarci, ovviamente pagando quello, la spedizione o quello che volete, o semplicemente se avete il sito dove poter comprare al metro, che magari un metro di un tubo di quel diametro possiamo comprarlo. Basta, quindi mi sembra di avervi spiegato tutto di questo progetto qui, pro, contro e problemi che ho incontrato. Quindi a me non resta solo che salutarvi, ringraziarvi sempre a tutti per il supporto che mi continuate a dare, e ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.